Salve a tutti, parliamo anche oggi di gambero rosso, un'autentica piaga per il nostro territorio. Il gambero rosso della Louisiana si sta diffondendo, è già diffusissimo, ma si sta diffondendo molto di più. Pensate che quando la femmina del gambero rosso produce anche 500 uova ogni volta, a differenza invece del gambero nostro di fiume che ne produce soltanto 50, è pericolosissimo e danneggia l'ambiente e nel Veneto è liberalizzata la cattura. Abbiamo con noi un biologo, un ricercatore del CNR di Venezia, Tiziano Scovacricchi, che è venuto qui proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo animale che va catturato e va sicuramente ridimensionato nella sua diffusione appunto nel Veneto. Come ha fatto ad arrivare questo gambero rosso nel Veneto? Proprio per le sue caratteristiche, si riproduce in grandi numeri anche più volte all'anno, capace di vivere in qualsiasi ambiente, molto robusto, molto resistente allo stress, è molto adatto ad essere coltivato, no? Ad essere allevato in acquacoltura. Quindi nel 72 un allevatore spagnolo decide di provare ad allevarlo, lo importa, lo fa arrivare dal sud degli Stati Uniti, poi da lì questo gambero, che è capace di vivere anche fuori dall'acqua se l'ambiente è sufficientemente umido, capace di fare anche 7 km al giorno, si è visto da studi fatti da ricercatori nel tempo, si è diffuso in tutta Europa, l'ha proprio letteralmente invasa per queste sue caratteristiche, no? Di competitore vincente. Tanto che l'Europa quanto spende per contrastare il gambero rosso in questo periodo? Non c'è una stima di quanto spende per contrastare il gambero rosso, ci sono delle stime, per esempio la regione Lazio spende 1.200.000 euro all'anno per i danni da gambero rosso, quindi sono danni consistenti. L'Europa però sa di spendere oltre 20 miliardi all'anno per i danni prodotti dalle specie aliene invasive, di cui il gambero rosso è uno degli esempi più, diciamo così, significativi. Certo. Insomma, arriva in Italia. Nel 72 in Europa, la prima segnalazione per l'Italia è del 1989 in Piemonte, nel 91 arriva in Toscana, in Friuli Venezia Giulia abbiamo le prime segnalazioni datate al 2006-2007, quindi in Veneto è arrivato ancora prima evidentemente, ma ormai è diffuso più o meno su tutto il territorio nazionale. Ecco, diciamo il gambero rosso, oltre che distruggere gli argini, un po' come le nutrie perché scava la sua tana e quindi riduce il terreno con la brodo, è anche molto pericoloso per il nostro gambero di fiume che culturalmente e gastronomicamente appartiene da secoli al nostro territorio. Sì, infatti dicevo prima che l'impatto più importante del gambero rosso è sulla biodiversità, ma quando noi parliamo di biodiversità spesso non ci rendiamo conto che perdere biodiversità non significa soltanto perdere specie, perdere un patrimonio genetico che nessuno ci ridarà mai, ma spesso significa proprio perdere dei valori identitari, no? Perché se guardiamo al gambero nativo, al gambero di casa nostra, messo in pericolo dall'arrivo del gambero rosso, che è portatore sano di una malattia che non a caso si chiama peste del gambero, letale per la specie invece nostrana nelle nostre regioni, se guardiamo a questo ci accorgiamo che il gambero di casa nostra è parte integrante della nostra tradizione. Ci sono molte chiesette lungo largo alpino, per esempio, che ritraggono l'ultima cena con i gamberi sul tavolo di Cristo e degli Apostoli, anche perché spesso i gamberi erano non solo piatto quaresimale nella tradizione cristiana, simbolo di resurrezione, perché per crescere devono liberarsi dell'esoscheletro, no? Che li protegge ma li costringe, producendone uno più grande, quindi ognuno di questi eventi che si chiama muta è una specie di resurrezione a nuova vita, quindi eletti a simbolo di resurrezione nella tradizione cristiana, ma spesso, dicevo, in queste chiesette ci sono questi affreschi del 500, del 600 che ritraggono il gambero di casa nostra. Poi insomma è entrato prepotentemente nella nostra cucina e va detto che il gambero nostrano è sempre indice di acqua pulita. È un indicatore biologico, proprio questo, perché è incapace di vivere in acque anche minimamente inquinate. Ecco. E invece il gambero rosso della Louisiana purtroppo vive più o meno dappertutto, sì. Quindi anche dove ci sono tossine. Insomma anche questo approfondimento è servito per farvi capire quanto sia importante contrastare la diffusione del gambero rosso della Louisiana e quanto sia importante la sua cattura. Se in ambienti puliti si può mangiare, se in ambienti sporchi non si può mangiare. Grazie Tiziano Scovacricchi, con lui parleremo ancora però di questo progetto che sta seguendo il CNR in Friuli nel prossimo approfondimento.